il nostro Sport Support ha il grande campione Nicola Pietrangeli, tra i personaggi veramente anzi forse i primi tre, insieme a Bolesan avevamo dato questo premio, il premio Cicnus. Hai avuto già un premio da noi come Ligurians. Sì, però allora lo riproponiamo, sì. Al compleanno lo riproponiamo. Va bene. Grazie. Il principe, Sua Altezza Serenissima Alberto, come tifoso, siccome tu sei vicino durante... Lui è molto, come ti posso dire, molto patriota, ci tiene molto, lo fa anche al calcio, è tifoso. Ieri ho visto per esempio la finale del doppio, dove per la prima volta sarebbe stata una cosa storica che una squadra monegasca poteva vincere il doppio, non c'è mai arrivato nella storia del torneo. Lui saltava sulla sedia e continuava a dire Daghe Monaco, e poi ho saputo che vuol dire Dai Monaco, però tifava proprio, e i monegaschi hanno avuto il match ball, quindi ci è mancato veramente, ci è rimasto male, perché questo lo fa veramente da sportivo, lo fa proprio col cuore. E quindi è abbastanza, come posso dire, sai, vedere il principe che salta quando fecero un bel punto, insomma, non capita, lui lo fa proprio, si capisce che lo fa sinceramente. Senti, quindi per i nostri amici di Ligurians, Daghe, che sanno bene cosa significa Daghe, non è Daghe Cianin, ma è Daghe. Veramente questa simpatia, questo umorismo, questo è una vero? Guai non averlo, peggio per gli altri, guarda, veramente bisogna sempre cercare di, non dico sempre ridere, ma sorridere. Non è facile, però, perché a tutti capita e capiterà. A me è capitato più di una volta di qualche cosa non tanto bella, però insomma, 11 settembre, pensa che in combinazione ero con il nostro amico Santino a Genova, e il mio compleanno, e ne faccio, veramente me lo sono scordato. Non si dice. Alle belle donne non si chiede l'età. Ne faccio tanti, troppi, veramente troppi.